Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie come sempre dalla nostra regione, c'è la cronaca come sempre molto importante, ma bisogna fare i conti con quello che è successo ieri, ovvero il passaggio relativamente rapido, perché è durato una giornata, qualche ora in più nella nottata, di una importante perturbazione che ha fatto parecchi danni nella nostra regione, un po' a macchia di leopardo perché ci sono delle zone costiere devastate. Venezia si è salvata grazie al Mose, è arrivata la prima neve sui rilievi, alcuni fiumi si sono ingrossati, le campagne colpite dalla siccità negli ultimi mesi magari avevano bisogno di un po' d'acqua che effettivamente è arrivata in quantitativi comunque non altissimi. Poi magari vediamo qualche dato che ci arriva dall'ARPAV, però questa ondata di maltempo ha lasciato impronte piuttosto profonde nella nostra regione, come succede ormai purtroppo ogni volta che il vento cambia. Ma abbiamo anche notizie sull'attualità di questi giorni: famiglie, amministrazioni, aziende in difficoltà nonostante il calo delle bollette di questo periodo di novembre, in tutti in difficoltà con le spese, le prospettive da qui a Natale per alcuni versi rosee, per altri sicuramente non felici. Insomma, una situazione in continua evoluzione che noi vi raccontiamo giorno dopo giorno qui al Focus TG. Adesso andiamo a vedere che cos'è successo in Veneto ieri e quali sono soprattutto gli aggiornamenti. Partiamo da Padova. È tornato a splendere il sole su tutta la provincia di Padova, dove restano visibili i segni del passaggio della perturbazione Poppea, che ha lasciato dietro di sé danni evidenti per il forte vento e un ferito, un giovane miracolato travolto da un pioppo poco dopo le 10 di lunedì mentre transitava nella frazione di Coddo a Monselice. Proprio tra la città capoluogo e i comuni dei Colli Euganei e della Bassa Padovana i danni maggiori a causa del vento gelido di Grecale che ha abbattuto numerosi alberi, pali della linea telefonica e anche questo splendido mandorlo, un albero che si faceva notare caro a residenti ed escursionisti a Fontana Fredda di Cinto Euganeo. Attimi di paura si sono vissuti a Este, dove un pioppo è caduto sulla scala antincendio di una scuola con 2 classi evacuate. 70 in totale gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato anche in città. A Padova si sono registrati allagamenti in numerose aule universitarie, facendo scattare la protesta sui social degli studenti dell'UDU che si sono immediatamente rivolti all'Ateneo chiedendo interventi urgenti. E poi foglie cadute, cartelli abbattuti dal vento. A Padova è entrato in funzione il bacino di laminazione di Brusegana in fase di completamento. Le piogge di ieri sono state un test per provare anche per la prima volta il bacino di laminazione a Brusegana, quest'opera di difesa idraulica che abbiamo realizzato per aiutare uno dei quartieri, una delle zone della città più fragili, e il test diciamo che è andato bene, il bacino si è riempito. L'evento di ieri è stato gestito mediamente bene, i disagi sono stati disagi alla viabilità per il maltempo e ecco, i fenomeni ventosi sono in aumento e questo ci pone di fronte a nuove anche prospettive, frontiere, ragionamenti sulla sicurezza. Nel corso della nostra informazione andremo in diretta proprio a Padova a vedere questo bacino di laminazione, cos'è funzionato, che cosa è andato storto magari durante l'ondata di maltempo, ma questo lo vediamo poi. Avete sentito nel servizio della nostra redazione padovana uno dei fatti più clamorosi della giornata di ieri è stato l'albero che è caduto su una macchina a Monselice. Andiamo a rivedere che cos'era successo. Il sindaco di Monselice ha chiuso in via precauzionale alcune strade per evitare che potesse accadere quello che è accaduto qui in via Facchine. Siamo nella frazione di Caoddo, dove un pioppo si è abbattuto sulla strada colpendo, travolgendo un'auto in transito in quel momento con un giovane di 27 anni a bordo. Il vento per tutta la giornata a Monselice ha soffiato con raffiche fortissime, con punte di 90 km
orari e una media tra i 60 e i 70 km orari. È ricoverato in ospedale a Monselice, ma non è in pericolo di vita il giovane di 27 anni travolto da un albero caduto sulla sede stradale. Una giornata di raffiche di vento violento per la zona, dove il sindaco Giorgia Bedina ha aperto il COC, il centro operativo comunale, dopo la preallerta lanciata nella serata di ieri. È stato necessario aprirlo, questa mattina l'abbiamo aperto subito e abbiamo attivato le funzioni necessarie in questa emergenza, che è un'emergenza idrogeologica e collegata anche appunto al vento forte. Sulla base dell'esame della situazione di stamattina abbiamo deciso in via preventiva di chiudere delle arterie dove abbiamo la presenza lungo la strada, anche molto trafficata, di alberi piuttosto grandi. In forma preventiva chiuse via Rovigana, esclusa l'intersezione con la regionale Adriatica e la bretella Italcementi. Il vento violento ha spazzato tutta l'area dei Colli Euganei. A Sant'Urbano caduto un palo della linea telefonica, a Deserto d'Este un albero è volato sulla sede stradale senza causare danni a persone. Sotto controllo la situazione nel resto della provincia. Il terreno è un terreno che riceve, per cui l'acqua viene assorbita. Sfortunatamente o fortunatamente in questi casi il livello comunque dei nostri corsi d'acqua è molto basso, per cui loro ricevono tutta la situazione sotto controllo. I fenomeni andranno attenuandosi nelle prossime ore fino a esaurirsi. Effettivamente i fenomeni si sono esauriti nel corso della nottata, oggi la giornata è soleggiata su quasi tutto il Veneto, poi dicevamo andiamo a vedere fra poco i dati dell'ARPAV per capire le temperature, che cos'è cambiato, ma possiamo già dirvi che la neve ha attecchito dagli 800-900 metri in su, ad esempio sulla fascia diciamo del Cansiglio della Pedemontana ci sono stati quantitativi piuttosto interessanti. C'è un avvertimento: non avventuratevi in montagna se non siete attrezzati. Vediamo. Nel momento la strada non è proprio alternativo è che qua sulla mappa la registrazione è perfetta, quindi sulla mappa segna molto bene comunicazione da un lato all'altro lato, perfetto. anche noi qua video, ok. Il problema grosso che abbiamo riscontrato il fuori servizio dove c'era l'incendio quest'estate, dopo la casa di Matteo più o meno. Kappa, vai neve, dai, vai neve, sì, beh, la strada Avete visto queste immagini della nevicata di ieri? Ci sono parecchie zone ancora per così dire impraticabili sulle alture del Veneto. Andiamo a vedere che cos'è successo invece nella laguna veneziana. Per Venezia è una cosa unica, cioè è una cosa indispensabile. Sollevati i veneziani che si sono potuti risvegliare solo bagnati dalla pioggia e non sommersi dall'acqua. Il Mose ha superato il test più significativo, proteggendo la città dall'acqua alta che ha toccato i 173 centimetri. Senza le barriere Venezia avrebbe affrontato la terza marea della storia, dopo i 194 centimetri del 66 e i 187 del 2019, come ha evidenziato anche il ministro Salvini. Se non ci fossero le barriere del Mose, ci sarebbe Venezia sommersa in maniera catastrofica, quindi un'opera di ingegneria straordinaria che ho avuto l'onore di visitare sabato, che sta salvando un patrimonio dell'umanità. La piazza San Marco è senza acqua alta, ancora una volta il Mose ha funzionato, la città resta all'asciutto se non fosse per la pioggia per l'appunto, quindi la città di Venezia può guardare al futuro con più speranza grazie a quest'opera e grazie anche a tutte le opere che come quella della Basilica che è stata inaugurata sabato scorso, che stanno salvando la città di Venezia. Il maltempo però non ha risparmiato la città, investita da raffiche di vento fortissime e dalla pioggia battente. Il vento ci sta davvero spostando, è un vento fortissimo, quindi anche per questo si vedono pochissime persone camminare.
Ombrelli divelti ovunque. Nella zona di Piazzale Roma le raffiche hanno anche sradicato un albero, nessuno è rimasto ferito. Secondo l'ultimo bollettino è prevista una nuova punta di 145 centimetri domani alle 10:30 che potrebbe ripetersi giovedì. Le paratoie del Mose saranno nuovamente sollevate alle 6:30 di domani. È la giusta risposta a chi vuole vedere Venezia sempre in decadenza, sempre dire no a tutto. Venezia è una città che guarda al futuro, che scommette nella scienza, nell'ingegneria, che dice sì alle opere che possano metterla in sicurezza. Quindi davvero basta con il no a tutto, basta con questo lamento, basta con il no ad ogni introduzione, ad ogni novità. Il Mose ha funzionato, il Mose ha salvato Venezia questa volta. Il Mose ha salvato Venezia, dicono le autorità, dicono gli addetti ai lavori, poi ne parleremo anche con qualcuno che ha seguito in diretta l'evoluzione della situazione meteo di ieri. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo facendo un po' il punto della situazione riguardo l'ondata di maltempo che si è scaricata ieri sulla nostra regione. Poi vedremo i danni che sono stati lasciati. Abbiamo già fatto il punto del Padovano, tanta paura, tanti alberi caduti. Lì è stato il forte vento a fare i danneggiamenti più gravi. Dicevamo però che Venezia è stata letteralmente salvata dal Mose, addirittura Brugnaro, il sindaco, dice che senza il Mose in funzione sarebbe stato ben peggio del 2019. Vediamo. Sindaco, però un passaggio che mi ha colpito, lei ha detto sarebbe stato peggio del 2019, no? Quello che abbiamo vissuto, il vaporetto sulle... Sarebbe stata una devastazione anche oggi, una devastazione sicura. Una devastazione sicura. Per quello dico non c'è da scherzare, c'è da ascoltare la scienza. Evidentemente siamo soddisfatti perché insomma abbiamo scommesso sulla tecnica, sull'ingegneria e contro tutte le malasorte, tutte le varie Cassandre. Si è dimostrato che in effetti la capacità dell'uomo è di poter contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. È evidente che non basta, però al mondo arriva un segnale importante, ci stanno telefonando le città davvero costiere di mezzo mondo per capire come stiamo facendo, quali sono i provvedimenti che mettiamo in pista per salvare una città così delicata. Ecco, vedete, oggi c'è queste onde che state vedendo adesso, non è molto ondoso ma è il vento forte, per cui anche su questo è chiaro che la città ha bisogno di ulteriori finanziamenti, perché poi queste onde, questo mare, quest'acqua salata corrodono le fondamenta. Abbiamo bisogno di rifinanziare la legge speciale. L'ho chiesta, l'ho fatto presente per l'ennesima volta adesso anche al ministro Salvini sabato che è venuto. Noi chiediamo 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni per rifinanziare la legge speciale per Venezia, per mettere al sicuro davvero parti delicatissime della nostra città. Siccome il Mose si alza oltre i 130, nella differenza, finché non sarà collaudato, a quel punto sarà alzato sempre dopo i 110, avremo dei margini ancora di allagamenti sulle parti basse della città che sono molto, molto basse, però ci saranno ancora. Ecco perché viene fatta la barriera di vetro. Per cui la piazza San Marco verrà ancora allagata, ma sarà allagata poco, assolutamente in maniera, diciamo, fra virgolette, trascurabile o comunque gestibile. Questo è quello che dice il sindaco Brugnaro, questo è quello che è successo a Venezia. Dicevamo, la città è stata letteralmente salvata dal Mose, però il maltempo ha colpito in modo durissimo le altre località del litorale. Vediamo cosa è successo a Chioggia. Ho chiesto anche oggi al governatore Luca Zaia di proclamare lo stato di emergenza, anche per vedere riconosciuti in futuro i danni a questi tantissimi imprenditori balneari che sono stati colpiti a Sottomarina e Isola Verde. Se il Mose ha protetto Venezia dall'acqua alta, il maltempo ha colpito pesantemente il litorale. Da Sottomarina, dove la potenza del mare ha superato le dighe invadendo le spiagge, per cui il sindaco ha chiesto ausilio alla protezione civile di Cona e Cavarzere, a Jesolo, danneggiando ancora una volta il territorio e gli stabilimenti. Colpito anche il lido di Venezia. La spiaggia delle Quattro Fontane, non lontana dall'Excelsior, è stata praticamente mangiata dal mare. Fare una stima dei danni lo vedremo nei prossimi giorni, ma sicuramente è stato smarrito molto materiale sabbioso e in alcuni casi abbiamo avuto anche della penetrazione dell'acqua all'interno dei centri abitati, quindi sicuramente è una situazione molto grave. È evidente che
siamo ancora qui per l'ennesima volta a parlare di queste problematiche e è arrivato il momento di intervenire, non è più procrastinabile. Ma iniziative prese in passato come il posizionamento delle dune sono state fondamentali. Siamo stati noi imprenditori lungimiranti, abbiamo affrontato questa tematica già nel passato, abbiamo costruito le dune che ogni anno vengono ricostruite ovviamente, e questo ha fatto sì che ci ha salvato le nostre infrastrutture, oltre che a salvare anche il territorio. Non nascondiamo una certa preoccupazione anche per il futuro proprio sul lato mare. Ci sarà la necessità di interventi importanti. Per quanto riguarda la costa, abbiamo sentito sia ieri che oggi tra colleghi, ovviamente la preoccupazione permane, però per fortuna sotto certi punti di vista ci sono state criticità importanti, ma un po' meno rispetto alle previsioni. Ora ci spostiamo sull'altopiano dei 7 comuni, dove per noi c'è Monica Smiderle, che ha seguito con Andrea Benetti la presentazione di un progetto molto interessante, però vediamo un altopiano, vediamo Asiago, perché siamo ad Asiago, in una situazione un po' diversa da quella che pensavamo di vedere. Pareva che la neve fosse rimasta, invece Monica è un po' andata via, vero? Buongiorno a te Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In verità qui ci troviamo presso l'osservatorio di Asiago, c'è poca neve, però in vetta, e sono con l'assessore Nicola Lobbia, assessore al turismo, in verità in vetta si diceva di neve ce n'è, assessore. È arrivata la neve, è arrivata su tutto l'altopiano dei 7 comuni e i quantitativi sono anche molto abbondanti, perché parliamo di 45-50 centimetri sopra i 1300 metri di quota, quindi le principali stazioni sciistiche hanno già una minima copertura per quanto riguarda l'innevamento e la stagione che si aprirà prossimamente. Una stagione sciistica, assessore, che promette bene, ma in verità l'altopiano di Asiago non punta soltanto sullo sport invernale, perché abbiamo presentato questa mattina un'altra iniziativa, perché Asiago punta a diventare una delle capitali delle stelle, quindi non solo neve ma anche le stelle. In che senso? Che cosa è successo stamattina, assessore? Questa mattina abbiamo inaugurato quella che è la conclusione del progetto Skyscape, un progetto di valorizzazione del nostro territorio, dell'eccellenza del cielo stellato, compiuto appunto attraverso molte iniziative, dalla Notte Nera da un punto di vista delle manifestazioni turistiche, dal primo festival dell'astronomia portato ad Asiago e in altopiano, dove ricordiamo ci sono i 2 più importanti telescopi nel suolo italiano, qui a Cima Penna e Cima Eca. Quindi il nostro territorio si presta perfettamente per l'osservazione del cielo stellato, e attraverso questa tematica dell'inquinamento luminoso noi facciamo leva sull'astroturismo, proprio per sensibilizzare da un punto il nostro utente, ma anche i nostri cittadini, per quanto concerne il problema dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, e dall'altra parte cerchiamo di creare dei contenuti migliorativi, divulgativi e di intrattenimento anche per quanto riguarda l'osservazione del cielo stellato. Ecco che abbiamo realizzato delle piazzole proprio predisposte per l'osservazione del cielo stellato da parte degli astrofili, e abbiamo costruito un sentiero didattico che riproduce il sistema solare in scala, che porta i nostri turisti, i nostri ospiti, dal centro di Asiago all'osservatorio di Pennar. È un percorso, Ferdinando, che racconta l'intero sistema solare in scala, una scala enorme che si fa anche fatica a raccontare, perché facendo un metro in realtà si compie nel sistema solare 1 milione di chilometri. Proprio così abbiamo appena assistito alla visita guidata condotta da Paolo Ochner, che è il responsabile delle visite dell'osservatorio, e abbiamo appreso l'immensità di questo sistema solare, il nostro sistema solare, che in effetti è anche un piccolo sistema e che ci dà la grandezza dell'universo. Quindi queste riflessioni dopo relativizzano un po' tutto, portano tutto a una dimensione più genuina, più naturale,
culturale, ed è proprio quello che vogliamo fare, essere anche una stazione turistica consapevole che accoglie i nostri ospiti per fare del turismo, ma un turismo culturale, un turismo filosofico anche, che ridia una dimensione all'uomo. Senta, Assessore, perché osservare le stelle proprio ad Asiago? Asiago ha introdotto, grazie a questo progetto, anche un piano regolatore dell'illuminazione, quindi è proprio vero che Asiago risulta essere, come dice l'annunzio, la più piccola e luminosa città d'Italia, ma a illuminare la nostra città non sono le illuminazioni artificiali, ma sono proprio le illuminazioni naturali, date dall'ampiezza del territorio e di questo sole che, come vedete, oggi illumina questa conca baciata dal sole, ma soprattutto alla notte, che grazie all'attenzione, alla nostra attenzione per preservare questo cielo notturno, possiamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di ammirarlo nella sua intera splendezza. Ferdinando, dunque Asiago, capitale delle stelle, ci sono le piazzole per l'osservazione, c'è questo sistema solare in scala che sarà possibile ammirare lungo un percorso didattico, insomma davvero diventa Asiago una meta per l'astroturismo. Se non ci sono domande noi restituiamo la linea allo studio d'Asiago, è tutto. Monica, noi ringraziamo te, Nicola Lobbia, che dobbiamo ringraziare anche a parte, perché spesso ci arrivano delle bellissime immagini, dei bellissimi video fatti da lui quando nevica, quando ci sono situazioni particolari in cui magari per troppe cose non si riesce ad arrivare al volo per vedere la nevicata. Quindi lo ringraziamo anche per la collaborazione. È una fonte davvero di immagini, sì. Il nostro assessore. Sì. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Noi torniamo in studio, buona giornata, buona serata anche per quando potremo andare a vedere queste bellissime immagini della volta celeste d'Asiago, un modo di intendere il turismo, quello dell'altopiano, che insomma si pone in linea con le sfide di questo comparto così difficile. A questo punto noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, perché abbiamo ancora tantissime notizie da darvi anche riguardo al maltempo di ieri. Abbiamo ancora parecchie informazioni che non sono ancora state sviscerate del tutto, quindi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dedicata alla cronaca del maltempo che ha attraversato rapidamente il territorio regionale, ma che ha lasciato parecchie impronte. Ieri ne abbiamo parlato anche con il presidente della regione Luca Zaia, che era a Padova per un intervento di presentazione di una struttura. Sentiamo cosa ha detto. Se non ci fosse il Mose avremmo già un disastro in questo momento su Venezia. Dall'altro ovviamente c'è il vento e lo scirocco, quindi i fiumi non scaricano in mare e il vento spinge verso terra. Abbiamo l'altro fenomeno che è quello dell'erosione delle nostre spiagge, quindi ho l'impressione che da questi 2 o 3 giorni le spiagge usciranno sufficientemente massacrate purtroppo e dovremo attivare il ripascimento, la pulizia eccetera. E quindi stiamo cercando di aspettare la punta massima che dovrebbe essere oggi, e dopodiché speriamo che si attenui tutto questo fenomeno. Comunque la congiuntura stradale negativa è simile a quella del 2019. Non nasconde la preoccupazione per i 175 centimetri di alta marea. Luca Zaia, il vento di scirocco e le forti piogge stanno ricreando una situazione simile a quella del novembre 2019, ma questa volta a proteggere la laguna è intervenuto il Mose. Il governatore del Veneto da Padova ha fatto poi complimenti al governo per la manovra finanziaria, definendola di buon senso e performante. Una manovra che vorrei ricordare che su 35 miliardi ne dedica 21 al caro bollette, che se facessimo il conto della spesa lo dividessimo per le regioni sono 800-900 milioni per regione, vuoto per pieno. Ovviamente non sarà così, il che non significa che non sia un intervento veramente poderoso. Dall'altro ben venga anche questa presa di posizione sul reddito di cittadinanza, accompagnando ovviamente all'occupazione quelli che possono andare a lavorare. Luca Zaia a Padova per una visita a 2 nuove sale operatorie in azienda ospedaliera è tornato sul tema della carenza dei medici, proponendo di consentire ai medici di restare nel pubblico anche dopo la pensione. Nel momento in cui mancano 45.000 medici e sappiamo verosimilmente che per colmare questo gap negativo ci vorranno anni, non capisco per quale motivo un medico
in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, alcuni sono delle vere e proprie star, a 70 anni deve appendere il camice a un chiodo nell'ospedale, che so, l'azienda ospedaliera di Padova, quindi all'Università di Padova, dove faceva magari trapianti di cuore, di polmoni, o un grande medico, e può tranquillamente attraversare la strada e andare a lavorare da un privato. Io non ce l'ho con i privati, ma penso che ho l'obbligo di difendere gli investimenti che abbiamo fatto per queste professionalità e cercare di proporre una via. La via è quella di capire in maniera volontaria che se possiamo recuperare qualcuno in questo momento di ristrettezza lo dobbiamo assolutamente fare. Allora, avete sentito il Presidente Zaia cominciando dal maltempo, poi si è espresso anche su altri temi, ma noi restiamo sulla pagina della cronaca, dell'attualità di questa nostra regione, che si è scoperta ancora una volta fragile sotto certi versanti, ma che ha scoperto finalmente di avere un alleato importante per proteggere quella che è la città più bella del mondo. Ne parliamo con il nostro direttore Luigi Baccialli, che insomma segue questi temi da parecchio tempo. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti, ciao Ferdinando, ciao. Direttore, allora, lei è d'accordo con chi dice che il Mose ha salvato Venezia? Io seguo il Mose da quando sono stato catapultato nel Veneto dalla Lombardia, e in particolare quando ero stato direttore del Gazzettino dal 2001 al 2006. Non so quanti fondi avevo scritto a favore del Mose perché si accelerasse con i lavori del Mose, che andavano a singhiozzo, c'erano poi bastoni tra le ruote degli ambientalisti, dei comitati del no, tutti che dicevano il Mose non funzionerà mai, costa troppo, è un'opera di ingegneria idraulica superata. In altri paesi, in Olanda, hanno fatto molto di meglio e con investimenti meno ingenti, e quindi ho seguito tutto questo calvario, devo dire, fin da quando ancora non ero in Veneto, fin dagli anni in cui c'era il modello sperimentale, da qui la parola Mose, vi ricordate quella specie di ferro di cavallo che era stato inserito in laguna proprio per provare lo schema delle paratie mobili. Quindi devo dire, è stata una giornata fondamentale. Ieri il riscatto di tutti quelli che nel Mose avevano anche creduto e che nel Mose hanno sempre visto l'unica possibile soluzione rispetto a tante altre veramente deliranti. A volte c'era chi diceva bisogna alzare le barene, bisogna invertire il corso delle maree con delle eliche, cioè ne abbiamo sentite di tutti i colori come al solito, no? Perché noi siamo il paese dei CT della nazionale, sappiamo cosa bisogna fare per vincere ai mondiali o per non perdere, insomma. Per cui insomma è stata la vittoria di tutti quelli che hanno sperato che i lavori del Mose arrivassero alla conclusione. Peraltro non sono ancora conclusi e in questo caso bisogna sperare che vengano ultimati al più presto per mettere in sicurezza del tutto Venezia, per fare in modo che questa infrastruttura straordinaria non abbia problemi. Ecco, direttore, questo è quello che è accaduto finora. Da qui in avanti si apre un percorso invece piuttosto diverso e anche nuovo. Qual è la sua visione di questa opera così importante, ma anche di Venezia, delle sue fragilità da qui al futuro? Guarda, ieri io purtroppo ho vissuto sulla mia pelle, avendo un appartamento al pian terreno a Venezia, quello che accade con queste alte maree. Quindi quella dell'1,87 nel 2019 è stata spaventosa. Immaginatevi stare in casa e trovarsi l'acqua alla cintola. Ecco, questa è la situazione dei veneziani e nessuno può capire cosa hanno vissuto i residenti, ma anche tutti i negozianti, gli esercenti, coloro che hanno dovuto, erano con le pompe di Sentina. Noi abbiamo fatto un documentario che abbiamo mandato in onda qualche giorno fa, proprio nell'anniversario dell'alluvione del 12 novembre del 2019, e anche noi eravamo con stivali ascellari a girare per la città, che ieri invece era normale e si vedeva fuori un mare in tempesta, un'acqua che lambiva, che
che si innalzava davanti alle paratie dietro la calma della laguna, no? E questa laguna che ogni tanto usciva per abbracciare Venezia, ma provocando dei danni spaventosi. Tu mi chiedi giustamente per il futuro, perché qui noi si calcola che si possa stare tranquilli con il Mose per una cinquantina d'anni e non sono pochi, sempre che le previsioni non peggiorino, cioè perché come abbiamo visto la rapidità dei cambiamenti climatici, degli effetti dei cambiamenti climatici è davvero spaventosa. Ci sono progetti che sembrano adesso fantascientifici, ma pensate che c'è già chi sta ipotizzando di fare non delle barriere mobili, ma delle barriere fisse. E cioè per salvare Venezia, che è un patrimonio dell'umanità, c'è chi dice prima o poi dovremmo fare una muraglia, un'enorme muraglia all'esterno di Venezia che circondi tutta la laguna e che impedisca al mare di entrare, poi con delle chiuse, con sistemi per far entrare le imbarcazioni, quando ovviamente l'alta marea non c'è, però si sta ipotizzando di tutto per evitare che Venezia venga travolta dalle acque. Sarebbe una catastrofe, no? Sarebbe perdere Venezia, è qualcosa di inimmaginabile, sarebbe un danno spaventoso per tutto il pianeta in sostanza. Direttore, le faccio un'ultima domanda perché poi insomma, abbiamo dei telegiornali da portare a casa, come si suol dire. Venezia è salva, invece non si sono salvate tante altre spiagge del litorale. Abbiamo visto danni veramente importanti in altre zone molto vicine al capoluogo. Questa differenza come va vista? Sì, questo è il paradosso di questa storia, cioè che si è fatto di tutto e si fa di tutto per proteggere Venezia, comprensibilmente per il valore storico, artistico, insomma, culturale di questa signora debolissima che rischia veramente di finire sott'acqua, e poi il resto del territorio. Abbiamo visto chilometri di spiagge erose, davvero dei danni tremendi anche per quanto riguarda tutti coloro che lavorano nel settore del turismo, ma anche per gli stessi residenti di zone come Cavallino Tre Porti, tutto il litorale veneto, Jesolo, Chioggia, Sottomarina. Abbiamo visto cosa è successo a Sottomarina, ne daremo conto anche oggi nei nostri telegiornali. Purtroppo lì il discorso diventa più difficile perché non si possono difendere con barriere chilometri e chilometri di litorale, no? È qualcosa di impossibile. L'unica cosa che possiamo fare, e siamo in forte ritardo sui cambiamenti climatici, è tentare di diminuire tutte le emissioni e di evitare che ci sia ancora questo effetto serra che possa peggiorare il surriscaldamento del pianeta, che provoca questa tropicalizzazione del clima con gli effetti che abbiamo visto. Questo non riguarda solo le spiagge, ma riguarda anche i fiumi, e abbiamo visto cosa è successo negli ultimi anni, quindi lì si sono creati bacini di laminazione. Oggi avremmo avuto dei danni molto più gravi se la Regione non avesse aperto 900 cantieri dopo le alluvioni degli anni scorsi, dopo la tempesta Vaia, e penso per esempio al bacino di laminazione di Brusegana, come abbiamo detto ieri nei TG, che hanno evitato che ci fossero dei danni gravi nel Padovano. Quindi purtroppo siamo in grave ritardo. Io vedo questi vertici sul clima che non portano a quasi nulla, grandi tavolate, grandi discorsi, grandi strategie, e poi però di operativo si fa poco o niente. Di questo passo davvero andiamo incontro a dei problemi seri con cui soprattutto le prossime generazioni avranno a che fare, purtroppo. Direttore, ringraziandola per questo collegamento, le chiedo, ieri sera il titolo di Focus, una puntata molto vista, visto quello che era successo poi durante il giorno, era quelli che il Mose non funzionerà mai. Abbiamo un'anticipazione sulla puntata di questa sera o aspettiamo di vedere magari l'attualità grossa di giornata? Ci torneremo senz'altro. Ieri sera alcuni ospiti dicevano ma non facciamo le fazioni di quelli a favore e quelli contro.
Sì, non le facciamo adesso, però non si può dimenticare la guerra che è stata fatta a coloro che sul Mose, in grandissime difficoltà, col problema e lo scandalo della corruzione, estendiamo un velo pietoso. Ma io vorrei veramente mettere in risalto quella che è stata l'opera degli ingegneri, dei lavoratori, degli operai del Mose. Dovreste andare a vedere questa struttura. C'è un tunnel sotto l'acqua che è una cosa impressionante, no? Attraversare questo enorme impianto, e pensate in quali condizioni hanno lavorato questi uomini e queste donne, completamente nel più totale anonimato, perché si parlava di mazzacurati, di galan, dei manager delle aziende. Questi hanno portato avanti il lavoro con estrema difficoltà, e a loro va la nostra gratitudine. E devo dire che è anche giusto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, perché quando mio amico Massimo Cacciari, che avremo a Focus il 1° novembre, diceva mettetevi gli stivali, sì, mettetevi gli stivali, ma se l'acqua arriva al ginocchio, se l'acqua arriva qui, gli stivali non servono. Direttore, quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla puntata di Focus di questa sera per approfondire anche questi temi. Grazie Grazie Ferdinando, grazie a te, grazie a tutti, grazie. Noi ringraziamo e salutiamo il nostro direttore Luigi Balzani. Adesso facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché dobbiamo ancora vedere tutta la situazione della neve in montagna. Torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dedicata al maltempo e alle ricadute del maltempo che ha attraversato ieri la nostra regione. Abbiamo sentito le buone notizie riguardanti Venezia, la città più bella del mondo, salvata dall'acqua alta, dal Mose, finalmente in funzione. Purtroppo altre località piangono invece i danni, come gran parte del litorale veneto, causati dalle mareggiate, e la montagna fa i conti con le prime nevicate, giusto una spolverata come si suol dire, però fa ben sperare per la stagione turistica invernale. Andiamo a vedere che cosa è successo nel Bellunese. Pioggia e raffiche di vento, ma il maltempo non ha creato particolari problemi nel Bellunese. In tanti hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l'allarme lanciato dalle autorità per la perturbazione che tutti aspettavano. La neve è tornata sopra gli 800 mm in tutta la provincia di Belluno. Le previsioni dicono che potrebbe proseguire per l'intera giornata. L'inverno è arrivato anche sulla Marmolada, dove stamane il termometro è sceso a 16,4 gradi sotto zero, portando in alta quota la prima forte brinata della stagione. Da martedì sono previste forti nevicate in quota che potrebbero portare un accumulo di 70-80 cm di manto bianco. Neve attesa come manna dagli operatori del settore alberghiero e degli impianti sciistici alla vigilia dell'apertura stagionale. Dovrebbe piovere e nevicare abbondantemente nei prossimi giorni e speriamo bene, insomma. Niente, per quello che riguarda invece le prospettive della stagione, per quello che sento io sono molto buone, cioè nel senso che le prenotazioni so che ci sono molte. La neve in arrivo evita le spese per innevare artificialmente con i cannoni, ora si aspettano i turisti. Se tutto procede come previsto, alcune aree apriranno anche il 26, sono delle piccole zone, il Col Gallina, il Passo Campolongo, qualcosa a Cortina, sono delle piccole zone ma che consentono già un primo approccio con lo sci. Poi dopo con il 3 di dicembre si apriranno tutte le aree sciistiche del Veneto, per cui se c'è la neve non abbiamo grossi problemi. Con il 3 di dicembre la stagione parte e poi speriamo che tutto vada per il meglio. Abbiamo delle novità per quanto riguarda questi annunci, queste dichiarazioni, l'apertura della stagione sciistica, ma le vediamo fra poco perché andiamo proprio al volo da Chiara Gaiani che ci aspetta nel Padovano per parlarci di cosa è funzionato ed eventualmente cosa è andato storto con il bacino di laminazione entrato in funzione con l'ondata di maltempo di ieri. Buongiorno Chiara.
Ferdinando, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Beh, direi che per quanto riguarda il bacino di laminazione sicuramente le notizie sono solo positive. Lo stress test è stato superato e tra l'altro, come potete vedere, anche l'impermeabilità del terreno ha garantito uno svuotamento molto veloce delle acque che comunque si erano accumulate qui. Parliamo di circa 7.000 metri cubi d'acqua, sono quelli che è in grado di contenere questo bacino di laminazione, che è stato realizzato tra Corso Australia e la tangenziale che adesso il collega Federico Cibotto sta inquadrando, ed il cavalcavia di Susegana, su un'area di 1.400 ettari. Non sono ancora completati i cantieri, Brusegana sì, non sono ancora completati i lavori del cantiere che è stato aperto lo scorso gennaio, un cantiere finanziato con i fondi del PNRR, sto dicendo un po' di R in più, scusate, 685.000 euro i fondi che sono stati investiti, ma di fatto, essendo ormai, come potete vedere, in stato avanzato i lavori, ieri è stato aperto, anche perché sulla città di Padova è caduta una quantità ingente di pioggia, non una bomba d'acqua, quella che fa paura e quella per cui verrà utilizzato questo bacino, ma 55 mm nel corso della giornata sono davvero un'entità importante che avrebbe potuto causare disagi a quartieri come Brusegana, a ridosso del bacino di laminazione di Montai, i due quartieri per cui è stata pensata questa opera di difesa idraulica. Sul piatto però il vice sindaco Michalizzi, che è anche l'assessore delegato ai lavori pubblici, ha messo un altro grosso problema che le amministrazioni in toto dovranno trovarsi ad affrontare nei prossimi mesi, e cioè il forte vento. È stato il forte vento a causare i danni maggiori in provincia di Padova, un forte vento che ha sferzato i colli Euganei. A Monselice è stato aperto il COC, a Monselice si è registrato anche un ferito, è un giovane miracolato, il giovane di 27 anni che intorno alle 10 passava nella frazione di Caoddo, dove sulla sua auto è precipitato un pioppo. Vi posso assicurare, io e Federico Cibotto ieri l'abbiamo visto, faceva davvero impressione. Quando siamo arrivati noi sul posto erano circa le 15 del pomeriggio, i lavori anche proprio di sistemazione fatti dai vigili del fuoco erano già in stato molto avanzato. Un vento che ha soffiato per tutta la mattina tra i 60 e i 70 km/h, si parla davvero di vento forte, arrivando a toccare anche punte di 100 km/h. Tra l'altro tutti i colli sferzati, è stato abbattuto anche uno dei simboli dei colli, e tu magari, penso Ferdinando, l'abbia visto in fiore parecchie volte. Parliamo del mandorlo di Fontana Fredda, di Cinto e Euganeo, ma non solo, ci sono stati per esempio anche a est è stato necessario evacuare 2 classi in una scuola perché un altro pioppo era caduto sulle scale antincendio senza causare feriti in questo caso. Ecco, c'è l'elicottero tra l'altro del SUEM in volo, poi cercheremo anche di capire di che cosa si tratta, perché noi in questa zona siamo a ridosso dell'aeroporto Ferdinando e appunto mi pare sia in fase di atterraggio, sta proprio compiendo la virata per poi atterrare all'aeroporto, che si trova sostanzialmente a ridosso della posizione in cui siamo noi. Ecco, Ferdi, questo è l'aggiornamento sul maltempo. Chiara, allora intanto come hai potuto vedere appunto vi chiediamo di rimanere un attimo magari sull'elicottero, vediamo se c'è qualcosa di particolare in corso. Intanto continuiamo a parlare del maltempo. Avevamo visto effettivamente immagini veramente spaventose dell'incidente avvenuto a Monselice, abbiamo anche avuto gli aggiornamenti, ci confermate che insomma questo ragazzo è stato letteralmente miracolato. Diciamo che questa ondata di maltempo annunciata ampiamente, se aveva spaventato non poco il territorio, ha effettivamente fatto dei danni. Ci sono delle cose contro le quali ci si può proteggere, come gli allagamenti abbiamo visto con questo bacino di laminazione, o il Mose per quanto riguarda Venezia, ne abbiamo parlato poco fa con il nostro direttore Luigi Bacciali. Ci sono delle cose contro le quali insomma con il territorio che abbiamo è un po' difficile difendersi. Chiara, ci sono altri aggiornamenti sul maltempo in questo momento?
Ma vorrei solo così chiudere la pagina su Monselice dicendo che le strade che erano state chiuse in via precauzionale dal sindaco, quindi una insomma via Rovigana là e una bretella della zona industriale, ovviamente sono state riaperte, una chiusura che si era resa necessaria proprio per il timore che altri alberi potessero crollare, perché di alberature di quel tipo, quindi pioppi, sono davvero piene tutte le nostre, diciamo tutte le nostre strade, quindi tutte i fianchi insomma delle nostre strade, e quindi davvero insomma questo è un tema su cui riflettere, perché ce l'hanno insegnato i fenomeni atmosferici che si stanno susseguendo e ripetendo, davvero la forza del vento è importante, e già l'allarme sul vento forte era stato lanciato nell'allerta meteo scattata a partire da lunedì. Allora Chiara, grazie per queste informazioni, ringraziamo te Federico Cibotto per questo collegamento. Ovviamente siamo in onda fino all'1:30, se ci sono novità da Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo in studio. Allora, dicevamo, abbiamo visto la situazione della neve, abbiamo sentito le novità per quanto riguarda l'imminente apertura della stagione sciistica, però arriva adesso un'ANSA, una notizia d'agenzia nazionale che dice la neve si fa aspettare, rimandato a Cortina l'avvio della stagione di sci. Gli operatori sono però fiduciosi. Tutto era pronto a Cortina per iniziare con questo fine settimana la grande stagione invernale dello sci, ma qualcosa è andato storto. Troppo pochi, dice l'ANSA, i fiocchi bianchi caduti ieri nella località ampezzana per garantire l'apertura degli impianti di risalita. Lo conferma Enrico Ghezze, presidente degli impianti cortinesi. Niente da fare, dice il presidente degli impianti, allargando le braccia, c'è troppo poca neve per poter sciare. Comunque, vista la situazione, vista la quota, vista la temperatura, insomma, e anche visto quello che ci è stato detto poco fa, pare che la stagione sciistica debba cominciare veramente fra pochi giorni. Ci vorrà forse qualche giorno in più invece per quanto riguarda la stagione sciistica invernale turistica dell'altopiano di 7 comuni, dove comunque la neve è scesa copiosa. Vediamo qualche immagine. Era stata annunciata e finalmente è arrivata. La spolverata di neve dei giorni scorsi è solo un ricordo sull'altopiano dei 7 comuni, dove la Dama Bianca è finalmente scesa copiosa, quasi ad anticipare una stagione invernale come si deve. I primi fiocchi sono scesi nella nottata, imbiancando paesi e contrade a partire dagli 800 metri in su. Sui rilievi più alti i quantitativi sembrano essere importanti e pare che la coltre abbia superato i 40 centimetri. Ad Asiago solo nel pomeriggio la pioggia ha lasciato posto a qualche fiocco bagnato. Ben diversa la situazione a Gaglio e Roana, con i tetti di Tresca e Conca bianchi già dal primo mattino. Spazzaneve e Spargisale sono entrati in azione per liberare le strade e anche nell'area del Turcio si è reso necessario l'intervento dei mezzi comunali. La cartolina dell'altopiano è quindi ora decisamente invernale e sono in molti a sperare che le temperature rimangano molto basse per garantire il mantenimento dello strato di neve fino alla prossima perturbazione. Il comparto turistico altopianese, che negli sport invernali ha la propria colonna vertebrale, guarda con fiducia al ponte dell'8 dicembre e si coccola questa prima spettacolare imbiancata. La neve, manco a dirlo, è scesa copiosa anche sul Monte Grappa, che da mezza costa fino al Sacrario si presenta ora nella sua imponente e austera veste invernale. Ed effettivamente anche questa mattina chi bazzicava in Pedemontano, comunque si vede da una certa distanza il Grappa, la cima è ancora completamente innevata. Un augurio per la stagione invernale. Vediamo adesso invece il servizio sul Monte Cesen. Prima neve e primi disagi sulla pedemontana trevigiana. Oltre 10 volontari dell'AVAB di Valdobbiadene con 4 mezzi e attrezzati sono intervenuti nella serata di ieri per liberare in più punti la strada che da Guia porta a Malga Budui e che attraversa il bosco del Madean. Dalle 20 fino a tarda notte motoseghe all'opera per sgomberare la sede stradale invasa in più punti da alberi spezzati dalla neve e dal vento. Strada tornata percorribile fino alla vetta, anche se dai 900 metri in su la presenza della neve con un manto che va di 10 a 30 cm richiede mezzi ed attrezzature apposite. Dai volontari l'appello soprattutto a quanti si stanno recando a Pianezza per controllare le proprie abitazioni di utilizzare la strada da Valdobbiadene fino al piazzale Donatori di Sangue, che è stata liberata dalla neve, mentre al momento risulterebbe ancora chiusa la strada verso Malga Mariec. Volontari che già ieri sera hanno incrociato diversi sprovveduti che si sono avventurati in auto senza catene per toccare la prima neve e che per questo lanciano l'appello a non avventurarsi se non attrezzati per non rimanere bloccati in montagna.
Ora scendiamo a Bassano del Grappa, insomma il ponte vecchio, ponte di Bassano, ponte degli Alpini, è stato più volte danneggiato dall'acqua, dalle brentane nel corso dei secoli. È un ponte in legno che viene ogni tanto ricostruito, sistemato, rafforzato e l'ultimo restauro è quello che gli ha dato la forma attuale, è stato inaugurato poco più di un anno fa, una meraviglia davvero. Però pare che sia sparito il sistema di misurazione elettronica che era stato installato qualche anno fa, quando c'erano i lavori in corso, quando il ponte stava veramente male, per controllare anche ogni spostamento millimetrico. Sentite cos'è successo. L'ondata di maltempo è passata senza portare in dote brentane o colpi di coda di un fiume che storicamente a novembre è piuttosto nervoso. Vabbè, direte voi, anche in caso di mattane della Brenta sarebbe entrato in funzione il sistema elettronico che misura gli spostamenti millimetrici del ponte vecchio. Ma sì, dai, quel sistema di monitoraggio all'avanguardia è in grado di fornire indicazioni molto precise sulle reazioni del monumento agli eventi, inviando pure all'amministrazione comunale e alla protezione civile eventuali segnali d'allerta. Sì, proprio quello. Peccato che il sistema non ci sia più. Questo sistema sembra non sia stato più reinstallato e io ritengo questa cosa grave, soprattutto perché va a penalizzare quello che era una parte importante del progetto di restauro sul versante della sicurezza. Va a penalizzare perché era un sistema che si integrava anche con gli interventi della protezione civile in caso di piena del Brenta. Insomma, oltre al libretto di istruzioni sulla gestione della vernice del restauro, che al momento appare scrostata, sembra che qualcuno si sia perso per strada anche il sistema di monitoraggio. Ecco qual è la prima mossa di chi ha seguito il restauro del ponte prima dell'arrivo dell'amministrazione Pavan. Capire perché non è stata montata sta cosa, anche se sappiamo già o possiamo ipotizzare già che insomma ci sia l'ennesima negligenza da parte dell'amministrazione che non ha mai compreso questo progetto, non l'ha mai compreso prima, nel senso che l'ha sempre osteggiato chi fa parte di questa maggioranza. Quando se lo sono trovati si sono divertiti soltanto a fare la sagra della inaugurazione senza capire fino in fondo la reale portata di un progetto di restauro che, per come è stato condotto e portato avanti, è rivoluzionario per la città di Bassano e per il ponte stesso. Ma non c'è solo un profilo politico su questa vicenda. Il fatto di aver diminuito i livelli di sicurezza complessiva su quella che è la tenuta del ponte, sicurezza non solo per il manufatto, che è importantissima, vediamo quanto sia importante poi mantenerlo in buona salute, ma anche per eventuali persone che possono subire danni in caso di brentana o cose di questo genere. Quindi il ponte si scopre un po' debole sotto questo profilo, con queste novità, si scopre anche preda dei vandali che nei giorni scorsi sono arrivati a disegnare graffiti in alcune parti, suscitando insomma un certo scalpore a Bassano e dintorni. Però il ponte proprio in queste ore è al centro di un importante progetto che potrebbe portare il monumento nazionale fra i patrimoni dell'UNESCO. Ponte Vecchio, patrimonio dell'UNESCO, un percorso ancora molto lungo ma forse possibile se si cambia marcia. Ne sono convinti i tecnici che da tempo stanno studiando l'opera di Palladio, monumento nazionale, una delle infrastrutture più suggestive della storia del Veneto occidentale. Giusto dunque proporla all'attenzione del mondo. È un'icona assoluta del paesaggio nazionale, del bel paese, e quindi credo che sia giusto che lo proponiamo all'attenzione di tutti i cittadini del mondo. Sui tempi del riconoscimento è difficile dare una risposta, le procedure sono molto rigorose, i passaggi da completare numerosi. Punto di partenza uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità serve a mettere sul tavolo, a mettere in chiaro tutti gli elementi di conoscenza necessari per comprendere quali siano le effettive possibilità di intraprendere un percorso di valorizzazione UNESCO. Palladio è noto come architetto di ville e palazzi, ma aveva anche una grande passione per le infrastrutture come ponti e strade, e il ponte di Bassano era già per l'epoca un'opera avveniristica. Bassano è il capolavoro della carpenteria di ponti palladiani, un'idea geniale che sviluppa una nuova idea di ponte che riduce al massimo la presenza di piloni nell'acqua. Io penso che il ponte di Bassano sia un grande capolavoro dell'ingegneria mondiale. Tra l'altro per certi versi vicino ad altri capolavori di ponti in legno come i bellissimi ponti svizzeri, i ponti alpini.
E in tempi di guerre spostare l'attenzione sui ponti, cioè su qualcosa che unisce, è un messaggio dal significato potentissimo. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, ma abbiamo ancora tutta la cronaca da vedere. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo la pagina relativa al maltempo, ai danni che ha causato e anche insomma alle risoluzioni positive che ci sono state riguardo alcune situazioni complicate come quella del Mose a Venezia o il bacino di laminazione a Padova. Entriamo nella pagina della cronaca, partiamo con un incendio che a Urbana ha distrutto il tetto di un'abitazione, siamo nella Bassa Padovana. Distrutta da un incendio un'abitazione in via Rosselletto ad Urbana, nella Bassa Padovana. Nell'appartamento abitava una donna di 80 anni che si è subito messa in salvo e fortunatamente non è rimasta ferita. Le fiamme hanno devastato il tetto della casa che al momento non è agibile. A provocare il rogo, con tutta probabilità, la canna fumaria intasata. Sul posto subito accorsi i pompieri di Abano Terme, Este e Legnago che hanno lottato contro le fiamme diverse ore. Restiamo a Padova ma torniamo in città per un'operazione antidroga. Sono stati sequestrati 14 kg di sostanze stupefacenti. 14 kg di cocaina ed eroina sono stati sequestrati in un'operazione della squadra mobile della questura di Padova contro il traffico di droga in città. 2 nigeriani di 21 e 36 anni, quest'ultimo richiedente asilo, sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione con più di 1.200 ovuli e denaro contante per circa 15.000 euro, probabile provento di spaccio. I 2 stranieri sono stati arrestati. Da giorni i poliziotti avevano notato movimenti sospetti nell'appartamento del quartiere Stanga, utilizzato dai narcotrafficanti per custodirvi e smistare la droga. Durante il blitz gli agenti hanno notato 2 persone scavalcare il balcone sul retto dell'abitazione e tentare la fuga. Rincorsi per centinaia di metri, 2 nigeriani sono stati bloccati e l'abitazione perquisita. Pochi giorni fa, sempre la squadra mobile aveva arrestato un trafficante albanese che stava portando droga da Parma a Padova. All'uomo sono stati sequestrati 9 kg di eroina. Questo ultimo sequestro conferma in sostanza quello che si sa da parecchio tempo, ovvero che Padova è una delle centrali dello spaccio di droga. Ne abbiamo parlato anche con il prefetto. Sequestri importanti di droga. Certo, questo dimostra che Padova indubbiamente è caratterizzata da un traffico importante di stupefacenti. È oltremodo vero però che l'azione dello Stato è forte, è incisiva, ogni giorno si assiste ad arresti e quindi non possiamo che ringraziare e considerare un'azione, quella delle forze dell'ordine, di straordinaria importanza per la città. Ed è chiaro che il problema deve leggersi anche in altri termini, ovvero sia se c'è tanta droga che viene offerta è chiaro che c'è tanta domanda e quindi quando le statistiche indicano Padova come pecora nera, leggendo i dati vanno interpretati, ovvero sia tante denunce per i reati concernenti gli stupefacenti vogliono dire tanti arresti. E quindi sotto questo profilo andrebbe evidenziata l'importante attività che si sta svolgendo in questo capoluogo. Se Padova piange, Mestre non ride di certo. Vi raccontiamo molto spesso di quello che succede in alcuni quartieri della città. C'è stato un blitz, una serie di controlli nella zona di Via Piave. Vediamo l'esito. 3 arresti e numerose denunce durante i controlli a tappeto svolti dai carabinieri nel quartiere a Piave di Mestre il 18 novembre, il cui bilancio è stato reso pubblico oggi. Arrestato un pregiudicato trovato in possesso di 90 grammi circa di hashish e marijuana. È stato poi fermato un altro cittadino straniero con circa 10 grammi di hashish. 9 persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Di 4 esercizi pubblici controllati, per 2 è scattata la sospensione amministrativa dell'attività per gravi mancanze in materia di legislazione del lavoro, alla quale si sono aggiunte multe per 30.000 euro. È stato poi denunciato per ricettazione un uomo trovato in possesso di un paio di auricolari oggetto di furto e un altro con una pistola a salve per possesso ingiustificato di armi.
I militari hanno inoltre rintracciato un cittadino sul quale gravava un provvedimento di ripristino della custodia in carcere perché ritenuto responsabile di un'estorsione commessa nel 2018, mentre un secondo riscontro ha permesso di arrestare uno straniero colpito da provvedimento di cattura con l'accusa di furto commesso proprio a Mestre. Ed è stato identificato e denunciato anche il cosiddetto mago delle truffe. Vediamo. Sono un avvocato e ho lo studio nella strada di fronte, in fondo. Mi scusi, ma ho chiuso il cancello, ho chiuso la porta e ho lasciato le chiavi di casa all'interno. Quindi sono fuori senza chiavi e avrei bisogno di andare a prendere il doppione delle chiavi. La storiella che ha riferito ai nostri microfoni l'imprenditore di Preganziol, Giorgio Cinti, è quella che il cosiddetto mago delle truffe ha propinato nei mesi scorsi alle sue vittime per convincerle a consegnargli del denaro, una somma tra i 20 e i 60 euro. Ora il truffatore, identificato in un cittadino romeno di 50 anni, è stato individuato e denunciato a piede libero dalla squadra mobile di Treviso. Presentandosi come un nuovo vicino di casa, facendosi passare per un avvocato, l'avvocato Zuin, chiedeva del denaro per andare a recuperare dal fabbro la copia delle chiavi. 6 le vittime accertate nella sola città di Treviso, ma altre ce ne sarebbero anche nel veneziano. Cittadini che in buona fede gli hanno prestato i soldi di cui diceva di aver bisogno e che prometteva di restituire di lì a pochi minuti. Lo faccio accomodare, viene fino all'interno, faccio accomodare, tiro fuori il portafoglio, guardo, avevo 10 euro e 50 euro. Purtroppo non avevo 20 euro. Vabbè, dice, mi va bene anche i 50, guardi, tanto glieli porto, fra un quarto d'ora glieli porto indietro, insomma, non c'è nessun problema. Vabbè, dico, mi fido di lei, faccia pure, insomma. È andato via, non l'ho più visto, più sentito. È stato il tantam sui social e poi sui media, con tanto di video a far emergere il caso. Le indagini della polizia hanno portato a scoprire l'identità del sedicente avvocato, che si presentava sempre ben vestito ed estremamente convincente, a volte scalzo per rendere più credibile la storia di essere rimasto chiuso fuori casa. Il cinquantenne è stato denunciato per truffa continuata e violazione di domicilio. Ben felice che sia stato preso, perché effettivamente, avendo capito anche che ha truffato tanta e tanta gente, è giusto che venga, che risponda delle sue imprese, insomma. Ora torniamo a vedere la situazione delle strade del Veneto, che in questo 2022 ci stanno presentando una serie di incidenti molto gravi, troppi anche dall'esito mortale. Vediamo che cosa è successo nel Trevigiano. Ha perso il controllo della macchina ed ha letteralmente abbattuto l'impianto semaforico. Non si è fatto male, ma all'arrivo dei carabinieri il giovane 23 anni era in evidente stato di alterazione. Sottoposto ad accertamento alcolimetrico, il giovane è risultato positivo con tasso superiore a 1,5. Per lui è scattato il ritiro della patente. Autorità giudiziaria informata. L'incidente è accaduto all'altezza dell'incrocio tra le vie Schiavonesca Nuova e Pastro a Salva del Montello. Sul posto i carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia. Altra fuoriuscita autonoma, questa volta a Riesepio X. Un automobilista 31enne dopo l'incidente stradale si è rifiutato a sottoporsi ad accertamento alcolimetrico. Non solo, ma nell'auto i carabinieri hanno trovato un coltello della lunghezza di una ventina di centimetri. All'uomo i militari dell'Arma di Castelfranco Veneto hanno ritirato la patente e lo hanno deferito all'autorità giudiziaria, oltre per essersi rifiutato l'alcotest anche per il porto di oggetti atti ad offendere. È quasi 2 anni dall'incidente, è mancato un uomo che appunto era rimasto coinvolto in un sinistro. Dopo 1 anno e 8 mesi di ricovero, Ivo Bonacin si è spento alla casa di cura del Monego di Oderzo. Il 51enne in sella della sua Augusta si era schiantato il 29 marzo del 2021. Uscito di strada, era finito contro alcuni pali di cemento di un vigneto a Cimadolmo. Il motociclista, nonostante i ricoveri, aveva subito gravi danni neurologici. Le sue condizioni purtroppo non erano migliorate nel tempo, tanto da non ricordare nulla del giorno dell'incidente. Un calvario durato fino a sabato scorso, quando un arresto cardiaco lo ha portato via per sempre. Ivo Bonacin lascia un figlio. Il funerale verrà celebrato giovedì prossimo nella chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Nel frattempo, in queste ore a San Biagio di Callalta si piange un'altra vittima della strada. Ieri è mancata, dopo 3 giorni di agonia, la 24enne Blerin Criezu, travolta mentre a piedi stava andando a lavoro.
La giovane vittima, perfettamente integrata, lavorava come cameriera al ristorante da Silvano a Olmi, chiuso per lutto dal giorno dell'incidente. Era una bella persona, solare, giovane, con piena di vita. Il nostro cordoglio va a tutta la famiglia, ai familiari, al fratello, alla mamma, al marito, perché si era appena sposata, doveva venire a vivere qua a San Biagio. Voglio ricordarla col suo sorriso quando eravamo nel locale che ci accoglieva con questo sorriso meraviglioso. Sono stati fissati anche i funerali del giovane che è morto in un incidente stradale a Santa Giustina in Colle. Tutta la comunità di San Dono di Massanzago è pronta a stringersi giovedì prossimo alla famiglia di Leonardo Carpin. I funerali saranno celebrati alle 15:30 dopo il nulla osta rilasciato dalla procura. Aveva solo 28 anni Leonardo, morto mentre andava a lavorare sulla sua Nissan Micra lungo via Commerciale a Fratte di Santa Giustina in Colle. L'incidente alle 8 di venerdì mattina. Aveva piovuto quella notte. Leonardo aveva avvisato la ditta dove lavorava che era in ritardo. All'uscita di questa curva il giovane ha perso il controllo dell'auto finendo contro questo palo in cemento. Una grande passione per gli animali e per il suo Aki, un cane husky. Per Leonardo, un giovane amato dalla sua famiglia e dai suoi amici, strappato in modo tragico alla vita. Restiamo nella pagina della cronaca, ci spostiamo però dalle strade del Veneto e andiamo un po' nella storia di questa regione perché è stata riaperta l'inchiesta su una bomber. A 16 anni dall'ultimo attentato, la Procura di Trieste ha deciso di riaprire le indagini su una bomber, il misterioso bombarolo che ha terrorizzato il nord-est dal 1994 al 2006. A firmare l'istanza che ha portato alla riapertura del caso il giornalista Marco Maisano e 2 delle vittime di una bomber, le trevigiane Francesca Girardi e Greta Momesso. Francesca era una bimba di 9 anni quando nell'estate del 2003 raccolse sul Greto del Piave un pennarello che le esplose ferendola gravemente all'occhio e alla mano. Greta di anni ne aveva 6 quando una candela le scoppiò in mano nel Duomo di Motta di Livenza. L'inchiesta giornalistica ha portato a rinvenire tra i reperti custoditi nel Tribunale di Trieste del materiale organico, alcuni capelli e peli dai quali con le nuove tecnologie di estrazione e la banca dati del DNA potrebbero essere ricavati degli elementi utili ad identificare il misterioso bombarolo. Lo sperano le vittime degli attentati, lo spera anche l'ingegner Elvo Zornitta che all'epoca fu il principale sospettato, poi scagionato quando si scoprì la manomissione delle prove a suo carico da parte del poliziotto Ezio Zernar, condannato per questo. Ho sempre auspicato che le indagini non venissero interrotte inizialmente e venissero riprese poi, perché a me fa piacere come cittadino che la giustizia indaghi e trovi il colpevole. Questo servirà anche ad evitare qualche maligno sospetto che ancora leggia nei confronti dell'ingegner Zornitta, già considerato innocente, già anche in grado di ottenere la condanna del poliziotto che aveva manomesso le prove nei suoi confronti, ma che qualcuno ancora considera un potenziale responsabile. Spero che le indagini vadano avanti, spero che ottengano dei risultati, anche se francamente, tenuto conto della distanza del tempo, ne dubito molto. Restiamo in ambito giudiziario, legale, perché ha patteggiato 4 anni il rapinatore del parroco di San Daniele a Padova. La rapina risale allo scorso 3 maggio. Era pieno pomeriggio quando Peter Faoro, 34 anni, di Borgo Valbelluna, si è introdotto nella canonica della chiesa di San Daniele nel pieno centro storico di Padova, non esitando, vistosi scoperto, a strattonare, spingere e colpire con un colpo di cintura al petto l'anziano parroco, fuggendo con il cellulare del sacerdote e 2 tessere bancomat. Una prognosi di 30 giorni per il prete di 84 anni che ha rimediato una frattura allo sterno. Davanti al gruppo del Tribunale di Padova, il 34enne, attualmente in carcere, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 8 mesi. Vediamo sempre a Padova quali sono le novità sull'inchiesta riguardante i lavori allo Stadio Uganeo. È stato colpito dalla misura dell'interdizione a gare e appalti pubblici fino al prossimo aprile Elio Scirocchi, il legale rappresentante di Estel, indagato con Giovanni Vattiato, titolare di Tecnoedil, e 2 dirigenti comunali, Stefano Benvenu e Giacomo Peruzzi, nell'indagine condotta dalla Procura di Padova sulla nuova curva sud dello Stadio Uganeo.
Dopo l'interrogatorio rilasciato alla procura, l'imprenditore ha presentato ricorso al Tribunale del riesame contro questa misura. Una decisione nel merito è attesa tra 10 giorni, un'indagine che continua a scuotere la città. Dopo le proteste della Lega in Consiglio Comunale lunedì, si attende la prossima settimana, quando a Palazzo Moroni dovrebbe riferire il primo cittadino Sergio Giordani, indagato per concussione con l'assessore allo sport Diego Bonavina. Chiudiamo anche la pagina della cronaca, andiamo a vedere l'attualità delle difficoltà che tantissime famiglie, ma anche tante amministrazioni comunali, tantissime aziende del Veneto stanno vivendo in questo momento storico così complicato. Vediamo però che ci sono degli aiuti, ad esempio nel Vicentino un comune ha deciso di stanziare 18.000 euro proprio per il bonus riscaldamento. Un bonus riscaldamento per andare incontro alle famiglie a basso reddito, in difficoltà anche alla luce degli aumenti delle bollette. Si guarda all'inverno con un occhio di riguardo verso gli anziani e i nuclei familiari numerosi. Così l'amministrazione di Brendola ha approvato il bando per la concessione di contributi economici a sostegno delle famiglie. Per quanto riguarda il bonus riscaldamento, è stato stanziato un fondo di 18.000 euro per l'erogazione di un contributo per le spese di riscaldamento domestico, ottimizzando delle risorse destinate ad altre attività. Questo è il momento di intervenire in maniera concreta, considerato la crisi che penalizza soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Le domande devono essere presentate entro il 30 di dicembre e gli uffici si rendano disponibili ad aiutare gli utenti nella compilazione della domanda. I criteri per ottenere il contributo prevedono che il richiedente appartenga ad un nucleo familiare che, oltre all'ISEE di valore inferiore a 16.000 euro, presenti una delle seguenti condizioni: presenza di almeno un componente ultra settantenne, presenza di una persona con invalidità civile o disabile grave, presenza di almeno un figlio minore o un nucleo familiare con tutti i membri in età lavorativa in stato di disoccupazione ed iscritti al centro per l'impiego. Vediamo adesso quali sono gli aiuti che invece la città di Treviso ha stanziato per i propri commercianti. È un contributo a fondo perduto fino all'importo di 3.000 euro per chi vuole rinnovare vetrine ed EOR. Insieme ai 10.000 euro alle nuove attività aperte in locali sfitti da almeno 3 mesi, 43 quelle finanziate dal 2019 a oggi, Cassugana mette in campo con il bando rilancio 2022 una nuova forma di sostegno, un contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro e comunque non oltre il 50% della spesa sostenuta per il rinnovo di vetrine e plateatici, compresa l'installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Un ulteriore provvedimento di sostegno alle attività produttive che vengono da anni di grande sofferenza, la pandemia, la guerra, i costi energetici, e quindi è sempre importante essere vicini ai nostri imprenditori ed essergli vicini in maniera pragmatica, quindi mettendo mani al portafogli, ma al tempo stesso aiutando loro, aiutando anche la comunità tutta a migliorare nella propria estetica e quindi a coltivare sempre più la vocazione turistica che la città sta avendo in questo periodo. 114.800 euro l'importo messo a disposizione dal Comune, 28 le attività potenzialmente finanziabili. Il 31 dicembre il termine massimo per la presentazione delle domande. Destinatari commercianti, ristoratori, artigiani. Da gennaio decadranno anche le deroghe nazionali in materia di plateatici che torneranno a pagamento e non potranno più usufruire di tutte le libertà che ci sono ora. Ma la nostra indicazione è mantenere il più possibile questa vivibilità della città, naturalmente nel rispetto di quelle che sono le norme e anche in alcuni casi il rispetto dei residenti. Continua il nostro viaggio fra i comuni del Veneto riguardo alle scelte delle amministrazioni di accendere o non accendere le luminarie di Natale oppure organizzarle in forma ridotta. Sentite cosa hanno deciso di fare a Conegliano. L'intenzione di tagliare i costi del Natale della città del Cima era già stata annunciata. Oggi i dati dicono che l'obiettivo è stato centrato. Più del doppio della somma stanziata lo scorso anno è stato risparmiato, riducendo soprattutto gli orari in cui le luminarie natalizie resteranno accese. Ma le abbiamo ridotte fondamentalmente, invece dei 30.000 euro che avevamo a disposizione ogni anno siamo sui 12.000 euro, per cui un segnale importante alla cittadinanza in un momento, ripeto, in cui da un lato dobbiamo stare attenti alle spese e stare attenti anche a dare un segnale a chi è in difficoltà e dall'altro dobbiamo anche far vivere un Natale ai bimbi e alle famiglie. Non sarà però, assicura il primo cittadino, un Natale in formato ridotto. Perché bisogna anche ripartire, far ripartire anche le spese, i negozi stanno aspettando questo periodo natalizio per risollevarsi da un anno che è stato duro anche per loro.
Dalla riqualifica del Biscione attraverso il percorso dello shopping center con opere d'arte e scatti dedicati ad artisti del riciclo, alle immancabili casette che torneranno e che in parte si accolleranno le spese del Natale di Conegliano. Gran parte dei costi del Natale vengono pagati dall'utilizzo delle casette da parte di chi le occupa e da sponsor importanti che ci accompagnano. Chiudiamo questa pagina trevigiana con un'iniziativa legata a cibo, storia, tradizioni del Veneto che entrano nelle scuole. Ormai non sappiamo più riconoscere la nostra lingua madre, quindi è giusto, perché conoscendo la parola conosciamo la storia, conosciamo la cultura, conosciamo la nostra tradizione. Ci sarà il laboratorio di filastrocche con Vien qua che te canto per rispolverare le canzoni e i jingle delle tradizioni venete e creare percorsi di avvicinamento anche con altre culture. Il laboratorio di scrittura creativa in dialetto veneto, il Cineforum, Confartigianato porterà gli studenti in bottega dal salumificio alla pasticceria per far toccare con mano i processi di produzione e i prodotti del territorio. Art Care porterà nelle scuole una tournée spettacolo per far conoscere ai ragazzi le imprese di Marco Polo, Piero Querini e dei veneti emigrati di fine Ottocento. Sono i progetti che hanno vinto il bando aperto dall'assessorato alla scuola del Comune di Treviso e che a breve entreranno sotto forma di laboratori in aula. La nostra punta di diamante, se posso dire, è la realizzazione di un processo penale minorile, quindi nel quale i ragazzi simulano i veri ruoli di quello che è il mondo degli adulti e capiscono anche il disvalore di quello che sono delle condotte che magari di tutti i giorni non riescono a comprendere. Storia locale ma anche educazione civica, cittadinanza attiva e legalità. L'obiettivo è quello di lavorare sui comportamenti a rischio tra la strada e tra l'uso del digitale e del social, ma non tanto con una modalità nell'insegnare cosa è giusto e sbagliato, ma l'intento è partire dal punto di vista dei ragazzi, quali sono le loro preoccupazioni e nel confronto tra pari, facilitati dagli educatori in classe, favorire la consapevolezza. Per i giovani da gennaio tornerà a disposizione dopo 2 anni anche la sala prove di Via Dalmazia, 80 metri quadrati, pareti insonorizzate e disponibilità di strumenti musicali. Ora ci spostiamo a Vicenza per vedere che cosa c'è nel futuro del celebre Palladium. Il Palladium, la discoteca storica che per molti lustri è stato il locale di riferimento per gli appassionati di musica funky, ha chiuso definitivamente le porte nel 2011. Ma questo edificio, questo tempio della black music e hip hop anni 70 e 80, sorgerà a breve a nuova vita. Un nuovo culto verrà celebrato però all'interno, diventerà una chiesa ortodossa. Per questo ha bisogno di una variante urbanistica che porteremo in consiglio fra qualche giorno, chiaramente per trasformare quella che era un'area a destinazione produttiva in un'area F. I fedeli della comunità serba che attualmente si incontrano a San Marco in via della Misericordia avrebbero già raccolto 400.000 euro per il progetto della nuova chiesa, giudicando idoneo questo edificio che ancora non è chiaro se sarà completamente demolito. La comunità serba in provincia di Vicenza e a Vicenza stessa è molto numerosa e quindi hanno ritenuto utile utilizzare questo luogo come chiesa e come luogo di culto e di cultura. Il Tempio del Funk fu fondato nel 1985 da Gianfranco Dolci, il mitico DJ Ciso, scomparso nel 2002. La sua musica suonata qui, dove molti gruppi internazionali si sono esibiti dal vivo, come gli Africa Bambata o gli Iran DMC, però sopravvive e riproposta nei locali ancora oggi. Per il comune invece è arrivato il momento di girare pagina. L'ex Palladium era ormai abbandonato da circa una decina d'anni, quindi diventava un luogo di degrado e per noi questo utilizzo, diciamo, è un rivitalizzare il luogo. Sentiamo l'opinione ma anche i ricordi delle persone riguardo a questa vicenda. Tutto sommato, da tempio, mecca dell'hip hop, sapere che diventa una chiesa ortodossa o quello che sia, mi fa tirare un sospiro di sollievo, almeno dico, si è chiuso un cerchio e va bene così. La benedizione sul destino dell'edificio del Tempio della Black Music fondato dal padre arriva direttamente da DJ Ciso Junior, che ne ha raccolto la pesante eredità. Il cuore dei fedeli, appassionati giovani e meno giovani che batte al ritmo del funky, però ne piange la memoria. C'è il cambiamento ed è normale, però mi dispiace ma non posso esprimere liberamente cosa ne penso, altrimenti mi mette via. Mi spiace allora? Sì. Un pezzo di cuore se ne va? Sì. Diciamo sì.
fisicamente un pezzo di cuore che se ne va, ma tutto il resto è qui dentro. Cosa significa e cosa significava frequentare posti come il Palladium, dove entravi ti sembra di essere in America fondamentalmente. Io me ne sto rendendo conto a distanza di 20 anni, che vedo ancora persone che vengono a ballare con gli occhi illuminati, come se frequento i figli dei genitori che si sono conosciuti al Palladium nell'85, ok? O quanti amori sono cresciuti, quanti nati. Qualcuno diceva il Palladium doveva restare un monumento. Quello è vero perché è storico, dovrebbero secondo me mantenere una parte che rimanga là fissa, però ripeto, originale, curioso. Un altro tipo di tempio, un tempio religioso e va comunque bene. Chiudiamo con i dati riguardanti la presenza degli stranieri in provincia di Vicenza. Sono 80.000 in tutta la provincia vicentina i residenti stranieri, 64.000 dei quali extracomunitari. Un trend in discesa, quello della presenza di stranieri dopo il picco degli anni 2003-2011, che comunque rende il territorio provinciale al di sopra di un punto percentuale rispetto alla media nazionale con il 9,5%. Incidenza che paragonata alla media regionale resta invece al di sotto. Il podio delle nazionalità più presenti spetta a Romania, Serbia e India. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale in valore assoluto, Vicenza, Schio, Arzignano e Bassano detengono il maggior numero di stranieri, ma il dato singolare riguarda l'incidenza percentuale in cui a detenere il primato è Arzignano. Ci sono dei comuni all'interno della provincia che comunque rispetto alla media nazionale sono almeno al doppio, penso ad Arzignano, insomma siamo circa sul 16%, ma lo stesso comune capoluogo è a un 15% Vicenza. Altro dato significativo è quello dei richiedenti asilo, 534 attualmente le presenze nei centri di accoglienza straordinaria, pressoché dimezzate rispetto al 2019, ma il paradosso messo in luce è proprio la mancanza di strutture per assorbirli rispetto al passato. Ho rivolto appelli specifici agli amministratori territoriali per comprendere evidentemente che non si può considerare insomma, che la miglior sorte possibile è quello che non vengano da me ma vadano in un altro comune. Bisogna fare sistema. Dati emersi dal Consiglio territoriale dell'immigrazione che alla luce di questa fotografia provinciale convoglia gli sforzi su aree tematiche come la violenza di genere, il lavoro in nero o lo sfruttamento della manodopera. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a TG Bassano, a TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.